Amici di Video Telecarnia, buonasera, ben trovati al primo appuntamento con Carnia Cycling News, che è questo rotocalco che ci siamo inventati non solo noi di Video Telecarnia, ma noi e un personaggio che molti di voi già conoscono. Per chi non lo conosce, è un romanaccio, però parzialmente, anzi molto friulano, Emiliano Cantagallo. Emiliano, buonasera e grazie di essere buonasera a tutti voi. Con noi. Allora, come potrete vedere, ma avremo modo anche di farvi vedere meglio, non siamo in uno studio, fortunatamente, come molti fanno, ma siamo in una location molto particolare. Ci troviamo ad Arta Terme, siamo presso la sede di Pendenze Pericolose, l'unico albergo per ciclisti in Europa. Al mondo non sappiamo No, al mondo ancora. Lo possiamo dire, però dire in Europa fa essere meno megalomani. Esatto. Però questo lo possiamo dire, quindi grazie anche per l'ospitalità che avremo, credo, spesso durante le nostre trasmissioni, tempo romperete qui le scatole una volta a settimana almeno. Tempo permettendo, e quindi alterneremo eventualmente lo studio da questo posto incantevole, lo possiamo dire. Allora Emiliano, prima di introdurre il nostro programma, la nostra idea, vorremmo far capire alla gente perché Video Telecarnia e Emiliano Cantagallo si sono incrociati. È nato tutto quasi un anno fa più o meno, ci si conosceva sui social prima, no? Sì, sui social, ma la cosa più importante è il vostro nome, no? Video Telecarnia è la Carnia in particolar modo, quindi parliamo proprio di questo nome che entra nella mia testa come quando entro qui in bicicletta, quindi questo innamoramento parte anche da un nome, quindi Video Telecarnia è stato scelto anche per questo. In più ci siamo incontrati in un momento storico e nevralgico di questa storia, della mia storia, dove insieme abbiamo deciso di sostituire un vecchio progetto, diciamo, che è andato un po' male, per reintegrarlo, riformularlo e farlo anche meglio, io direi, perché abbiamo la possibilità di farlo facendo la Carnia Cycling News e le grandi salite del ciclismo. È un qualcosa di veramente particolare che permetterà, tramite le nostre pedalate, anche qui oggi ha pedalato qualcuno, insomma, tra di noi. Oggi abbiamo fatto, lo dirò, la Valpesarina, quindi molto probabilmente loro li vedrete integrati in questi filmati, ma non solo, si vedrà anche la partecipazione di molte aziende, eccellenze dell'enogastronomia, della ricettività carnica durante i nostri percorsi. Quindi questa è quella che la cosa che faccio io mediamente ogni volta che vado in bici, e quindi adesso la cosa bella è poterla farla vedere a tutto il Friuli e diciamo anche a molti di più, perché queste puntate non verranno fatte vedere solo su Video Telecarnia, ma bensì il progetto è quello di indicizzarle e pubblicizzarle e fare delle vere e proprie campagne di comunicazione con un target brand ben preciso, che è il cicloturismo europeo. Quindi andremo sui social. Diventerai famoso. Ti faccio un autografo. No, bravo, va bene. No, l'idea è quella, sì. Però dicevamo, e ci teniamo soprattutto a sottolinearlo, che la produzione è completamente nostra, nel senso, non ci aiuta nessuno, non vogliamo l'aiuto di nessuno, di chi magari avrebbe potuto aiutarci. Chiediamo solo naturalmente la collaborazione, la volontà delle aziende di darci una mano, perché è un ritorno per tutti. Questo è un progetto così che è anche non tanto che non ci hanno voluto aiutare o meno, è una cosa bellissima che secondo me il trade union con aziende riesce a far sì che una trasmissione possa nascere. L'importante è riuscirla a creare e a fare un cofanetto bello da poter proporre poi in una certa maniera, e poi sfruttare delle piattaforme che non siano le classiche piattaforme internazionali che quelle costano tantissimo, e lì cominciano a entrare altri tipi di interessi che noi non vogliamo. Questa è la cosa più importante, quegli interessi non ci sono perché vogliamo l'interesse di questo territorio, che è la cosa più importante, credo. Quindi come si svolgerà la puntata? Chiaramente è un format che stiamo sperimentando, che ha delle belle idee, ci saranno delle inquadrature particolari, non le solite inquadrature standard di quando si va in bicicletta. Emiliano lo farà molto spesso in compagnia, dopo avremo anche il piacere di conoscere alcune persone che hanno pedalato con lui. Quindi all'interno di Carnia Cycling News ci sarà il clou, che è una salita del Friuli, ce ne sono, come mi hai ormai insegnato tu,
49. No, scegliamo 49 perché 49 ce ne sono solo in Carnia. Però ok. cerchiamo di allargare anche il tiro a tutto il Friuli, perché il Friuli è bello tutto. La Carnia Tutto, è, certo. ovviamente qui ci lavoriamo, è il patrimonio mondiale secondo me del ciclismo, però le altre salite del Friuli sono molto belle, quindi sarà bellissimo anche poter fare un fuori territorio bellissimo, proprio perché poi il fuori territorio qua qualche volta non è compreso, invece si può fare. Si deve fare. Sì. E quindi ci sarà la parte centrale, appunto, che sarà il catalizzatore della puntata, appunto la salita del Friuli. Come corollario ci saranno varie rubriche che dopo andremo a vedere nel dettaglio. In particolare ci sarà una collaborazione con Tutto Moto e Bike per quel che riguarda la ciclistica, la meccanica, è il nostro negozio di riferimento. È il mio negozio, lo possiamo dire tranquillamente. Da sempre, è una cosa a cui tengo quanto voi. I negozi che hanno sempre creduto, le attività che hanno sempre creduto in questo progetto sono delle attività alle quali tengo in particolar modo. Qui oggi abbiamo un personaggio che è Emanuele Prisco, che è il rappresentante di Tutto Moto e Bike insieme a suo padre, che insomma è Eugenio Prisco, che insomma è la storia poi della Carnia in bicicletta. Quindi sono felicissimo di andare a prendere questi tipi di aziende per farle lavorare insieme a noi, quindi bene. Quindi dimostrare che qui c'è ciclismo. E quindi... Esatto, che si può fare a un ottimo livello, sempre sì. Nel campo amatoriale, ricordiamo. Avremo nel corso dei mesi, delle settimane, anche personaggi di un certo livello, personaggi che hanno a che fare direttamente o indirettamente col mondo della bicicletta, e avremo un focus, credo, quasi settimanale più o meno, con un evento che si svolgerà a ottobre nella tua grande città, nella nostra grande capitale, che è la Gran Fondo Roma, che è una, se non la manifestazione diciamo più importante per a me il piace cicloturismo. chiamarlo evento, no? È un evento più che una Gran Fondo, anche se si chiama Gran Fondo Campagnolo Roma. È un grande evento internazionale fatto nella città più bella del mondo, quindi non lo dico io perché sono romano, però credo che 2700 anni di storia parlino da soli su quello che è Roma. La possibilità di descrivere Roma. Io ad oggi faccio parte dell'organizzazione di questa grande manifestazione. Appunto, noi piace chiamarlo evento perché si coinvoglia veramente l'internazionalità e quindi la voglia di pedalare assieme. 7.000 persone, non sono poche, che partono da via dei Fori Imperiali, che voi conoscete, insomma. Qui oggi poi c'è un rappresentante che è il direttore generale, dove dopo insomma, ci parlerete voi. Ci faremo due chiacchiere. Vai, ve lo presento. Va. Assolutamente. Allora, intanto ci vediamo una pillola di quello che è un po' l'idea delle salite del Friuli, sarà 1 minuto e mezzo, 2 circa. La puntata poi, quella vera, l'episodio di ogni salita, durerà più o meno una ventina di minuti. Sì. E l'idea è appunto di inserire alcune aziende, andarle proprio a visitare fisicamente, tu con la bicicletta, io in macchina, perché mi sembra chiaro. Bravo. E far vedere che in Carnia e Friuli c'è gente che ha voglia di lavorare, di collaborare soprattutto, e di valorizzare quello che è il nostro territorio. Perché sinergia ce n'è tanta qui in Carnia. Il problema è che si vuole far vedere che non c'è, ma c'è. Allora, pillola e poi ritorniamo subito. Oggi si va verso lo Zoncolan con il giusto relax che meritiamo, ciclabili come al solito fantastiche. Questa è quella che va da Arta Terme fino a Tolmezzo. È un dolce andare. La chiesa scandisce già la sofferenza dei primi 2 chilometri, che non è brutale. Chiarniei, Zoncolan, primo bivio a destra e ultimi 300 metri di piano. Dai prof! Un omaggio alla Ladispoli tutta,
per entrare nel lasciate ogni speranza a voi che entrate. Claudio subito dietro, direttamente da Ciampino. Unico pezzo in pianura dello Zoncolana dei 10 km. Hai visto? È questo! E qui il signore dice che siamo matti. E qui si va sulla salita da Lerche, e qui si va nell'Eterno. Comincia la salita più dura del mondo assieme a questi baldi giovani. Per me la 48esima. 4 km dove potete riposare. Siamo di nuovo a Pendenze Pericolose, ad Arta Terme. Come avete visto, questo era naturalmente solo un piccolo riassunto di quello che potrete vedere, quindi potrete gustare veramente panorami incredibili, tutto rigorosamente in bicicletta. È stato bello, no? Bello, direi. E quindi andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio quelle che saranno le rubriche che ruoteranno appunto all'interno della trasmissione. Come format abbiamo deciso di non farle fisse perché magari stufano, allora le faremo girare un po' tutte. Quindi sicuramente ci sarà cura dell'alimentazione, allenamenti e tabelle che Emiliano potrà stilare per voi magari anche dettagliatamente sulle salite eccetera. Parleremo dell'abbigliamento del ciclista, percorsi in mountain bike, dopo lo vedremo che è una cosa nuova, fresca appena uscita. Avremo, come vi dicevo, interviste a vari personaggi nel mondo del ciclismo e non, e avremo sicuramente una rubrica su quello che è la bicicletta fisica, quindi la meccanica della bicicletta, e come ricordavamo prima lo faremo grazie alla collaborazione che abbiamo istituito con Tutto è Motobike, e in particolare abbiamo Emanuele Prisco qui con noi. Emanuele, buonasera e grazie naturalmente di aver accettato l'invito a collaborare. Buonasera a tutti, buonasera, ringrazio voi di avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa, e per me è sicuramente un piacere e un onore potervi appunto illustrare con qualche piccola ripresa quelle che sono le nozioni di base della manutenzione di una bicicletta, per poter appunto avere sempre una bici in perfetto ordine per affrontare salite come quelle che abbiamo qua in Carnia. Allora, come diceva Emiliano, Tutto Motobike è il suo negozio di riferimento sicuramente, perché avete una collaborazione che va avanti da parecchio tempo. È il negozio di riferimento di parecchi ciclisti nella zona, però ci piace anche sottolineare il fatto che da pochissimo avete introdotto un ulteriore servizio a chi viene nel vostro negozio, che non è la semplice bike o bicicletta, ma la e-bike, che è questa novità che sta veramente prendendo piede alla grande. Quindi dici quali sono i riferimenti, cosa avete idea di istituire proprio presso il vostro negozio. Bene, con Emiliano la collaborazione diciamo che è partita fin da subito, fin da quando è arrivato in Carnia. Abbiamo creduto appunto nel suo progetto, abbiamo cercato per quanto fosse nelle nostre possibilità sempre di fare il massimo per aiutare lui, anche perché lui ha aiutato sicuramente noi, e non accade spesso di vedere qualcuno che arriva da Roma ad aiutare appunto il territorio che è la Carnia. E hai detto giusto, abbiamo introdotto negli ultimi 2 anni un nuovo servizio che è il noleggio, per appunto venire incontro al turismo che è sempre più crescente in Carnia, con oltre alle biciclette normali, quindi quelle muscolari, anche questo nuovo diciamo Marchingegno. Sì, marchingegno, comunque settore, che è la e-bike, la bicicletta pedalata assistita, perché appunto è un prodotto che permette a tutti quanti, anche a chi magari non è molto allenato, di affrontare salite o comunque percorsi un po' più impegnativi. Avremo a disposizione una flotta di biciclette che metteremo a disposizione per tutte le strutture
della Carnia, non solo pendenze pericolose, ma anche tutte le strutture che operano nel turismo, e con addirittura un sito dedicato che è carniarentbike.it, dove si potrà prenotare direttamente online il noleggio della propria bicicletta o della propria e-bike. Quindi questa è una cosa secondo me bellissima, perché praticamente io sono qua, arrivo in ferie a Arta, non mi porto dietro bicicletta, non mi porto a Arta come a Tarvisio, come in un altro posto. Sì. Chiamo, vado sul sito che comunque faremo scorrere in sovraimpressione e il giorno dopo mi trovo la bicicletta sotto casa. La cosa bella della e-bike in particolar modo è che qui siamo proprio in una struttura che identifica chi magari va in bicicletta da corsa normale, e non solo, poi da quest'anno ci sarà anche la mountain bike. La e-bike apre completamente il territorio da qualsiasi punto di vista, anche il fuoristrada, tutto quanto, a raggiungere qualsiasi tipo di meta, indirizzo o cima per qualsiasi tipo di persona. Insomma, fino adesso la bicicletta muscolare ha comunque privato di quel piacere le persone che dicono sì, possono andare solo loro che sono allenati. Così non è più, anche tu pensa a te, quindi potresti è andare detto tutto. con una e-bike sullo Zoncolan, per esempio, no? Quindi è una cosa molto bella che questo dovete veramente mettere a fuoco. Adesso sta invadendo tutto il mercato europeo. Noi siamo rimasti un po' indietro. Ovviamente le regioni un po' più importanti, che sono più sviluppate con il turismo, sono un po' più avanti, ma mai come l'Europa. Noi come Friuli siamo veramente dietro, quindi bisogna credere su questo mercato, che è un mercato molto importante, perché apre le prospettive a molto cicloturismo. Tutto qua. Allora, abbiamo ricordato il sito, ma ripetiamo, sia nei titoli di coda che durante la puntata scorreranno tutti i riferimenti. Avete già un po' il polso della situazione, nel senso, avete già la sensazione che è una cosa che avrà successo questa? Avete già un riscontro? Direi di sì, perché già lo scorso anno che ci siamo affacciati appunto al sistema noleggio, abbiamo avuto dei buoni risultati, ma con anche una poca pubblicità del servizio. Quest'anno ci abbiamo creduto ancora, abbiamo rinnovato la flotta delle biciclette a pedalata assistita, quindi abbiamo tutte biciclette nuove e abbiamo già dei riscontri. Poi adesso sta iniziando la stagione clou per il ciclismo e per il turismo in Carnia, quindi ci aspettiamo di raccogliere dei buoni risultati. Emanuele, grazie intanto, tienimene Grazie una a in voi. parte per me, se no sto qua in prendere in giro tutta la vita. Allora, possiamo rientrare, qua c'è un clima bellissimo che Goliardico, veramente inviterei chiunque a provare, perché si sta veramente bene. Tutti ridono qua. Tutti ridono. Maledetti. Allora Emiliano, fino a qualche mese fa non era nei tuoi progetti di abbinare pendenze pericolose con la mountain bike, perché puntavi naturalmente tutto sulla bici da corsa. Dopodiché Errato. ti è capitato, Non è stato proprio così. Nel senso, ho sempre pensato una cosa della Carnia, no? La Carnia è il terreno, è il patrimonio mondiale incontrastato del ciclismo da strada. Noi abbiamo delle caratteristiche sul ciclismo da strada che non abbiamo da invidiare niente a nessuno, siamo più di tutti. E lo posso dire proprio perché se andiamo a guardare traffico, viabilità, asfalto, lunghezza delle salite, panorami. No, ma non tanto i panorami, fermati, perché quello è un'altra. Il numero delle salite, cioè quante salite si possono fare qui, il percorso che si può fare qua, le fontane, l'acqua, tutte queste cose qua che a un ciclista servono, qui ce le abbiamo. Non è così nelle altre parti d'Italia e d'Europa. Quindi questo che significa? Significa che la Carnia non si doveva sforzare, cioè io non mi dovevo sforzare tanto dal punto di vista turistico per cercare di richiamarli, inventandomi che sono come il Trentino, perché di fatto come il Trentino non sono. Io ho puntato tutto sull'autenticità della cultura vera, no? Delle usanze che ci sono in Carnia e il ciclismo da strada. Perché? Perché potevo dire questi numeri. Quindi dicendo questi numeri la gente è rimasta invogliata, perché dice, ma facci vedere che oltre allo Zoncolan ci sono tutte queste cose, tutte queste caratteristiche che alla fine mi hanno portato qui oggi ad essere insieme a queste persone. Abbiamo un residence pieno, quindi questo lo si può fare. Con la mountain bike non è così. La mountain bike è bellissima. Io ho cercato di portare tutte le persone con il ciclismo da strada, fare l'italianità, quando vengono qua cominciano a dire certo, però pure qui con la mountain bike sarebbe bello. È certo che sarebbe bello, però così secondo me è la maniera migliore, perché se oggi io comincio a dire la Carnia in mountain bike
è una cosa difficile perché cominciano a guardare anche gli altri territori cosa offrono. Una volta che la gente si è innamorata della Carnia per queste cose, quindi per la cultura, per la tradizione, per il fogolar, per tutte queste cose, per il chiarniel, Per i cibi. per la lenghe, per i cibi, per la polenta, i radic di Mont, tutte queste cose qua, quando si scopre questo microcosmo, allora la voglia di mountain bike viene forte, come se non viene forte. E qui abbiamo cercato di integrare la mountain bike, secondo me, con uno dei personaggi più belli della Carnia e mountain bike che oggi ho conosciuto, perché si è presentato questo ragazzo fantastico che mi ha raccontato il territorio in una maniera incredibile, come io ovviamente non posso conoscere, perché io non so nulla, tanto delego proprio lui in tutto e per tutto, avendo proprio le caratteristiche tecniche vere e proprie, di Le colui competenze le competenze, cioè di colui che può fare questa cosa qua, perché questo è... perché su strada è una cosa, c'è il codice stradale, là sopra invece è tutt'altro tipo di cosa, quindi bisogna parlare di sentieri, c'è Max, che adesso poi io Che possiamo introdurre. Sì. Dagli Lo scettro, il vai. microfonino. Ciao Max. Ciao. Allora, Max Cacitti è il nuovo acquisto di Pendenze Pericolose, come dicevamo, proprio per quel che riguarda la parte mountain Ruote bike. grasse, Ruote come la grasse, chiamano esatto. loro. Allora, diciamo subito, dicevamo nell'introduzione con Emiliano che tu sei una persona che ha le competenze, perché non è che uno si inventa istruttore di mountain bike o comincia a portare gente in giro solo per magari raccattare i soldi e Sì, non Walter, avendone conoscenze approfondite. Io nel 2003 ho fatto una scelta, amando il territorio e amando la bicicletta soprattutto, ho detto divento guida di mountain bike, ma non bastava, cioè mi sono dovuto scontrare col territorio stesso che non era pronto ai canoni che siamo abituati a vedere o sentire, come menzionava prima, prendiamo l'esempio del Trentino. Ti dico subito, noi non abbiamo nulla che invidiare al Trentino. Mi sono adoperato per arrivare da qualche parte, ma se posso, tante porte chiuse. come Da spesso Carnico in purtroppo accade. Carnia mi sono ritrovato a dover lasciare, accantonare il mio sogno, il mio progetto, cioè quello di poter lavorare con le biciclette in Carnia e soprattutto far conoscere questo fantastico territorio ad altre persone, cioè ai turisti che da fuori vengono qua. Detto questo, mi sono accorto anche che ci sono tanti enti, come tante persone, che non sono qualificate e succede che comunque fanno sì di essere degli abusivi, accompagnatori abusivi, guide abusive, tutto quanto. Detto questo, ci sono tanti enti che comunque valgono quello che valgono. Io ho deciso di intraprendere, di ripartire, e ad oggi tutte le qualifiche che ho, che non voglio menzionare, sono della Federazione Ciclistica Italiana, che è l'unico ente in Italia riconosciuto ma conosciuto in tutto il mondo. E da lì mi sono interfacciato con Emiliano. Con questo pazzo Diciamo che le sue idee erano per coincidevano. ruote strette, le mie ruote larghe, Quindi- e la magia è nata. Come avremo modo poi di vedere nel corso delle varie puntate, tu ci darai una mano a introdurre a chi non lo conosce il mondo della mountain bike, ci racconterai anche dei percorsi che si possono fare qui in Carnia e in Friuli, perché come ce n'è tanti su strada, ce n'è veramente tantissimi fuori strada. Quindi ti allertiamo già da adesso, preparati bene perché credo che sarà una bella scoperta anche la parte mountain bike del nostro territorio. cavoli tua. Come si Allora, dice a Roma. guarda, noi si sta pensando e si sta lavorando per dare il servizio del bike shuttle, che in Carnia ancora non è mai stato fatto. Che è per chi non gli piacciono tanto le salite, ma gli piacciono le pendenze pericolose in giù, discesa, enduro. quindi stiamo parlando di enduro e gli diamo la possibilità a quelli un po' schizzinosi alle salite di far solo discesa. Poi ci sarà la parte ovviamente dell'enduro pedalato, la parte della mountain bike, quindi tutti i giri, e qui vorrei sfatare
una cosa che lo Zoncolan è accessibile solo dalla funivia di Ravascletto, dalle 3 strade di Priola, Sutrio e Ovaro, ma si possono arrivare da altrettante 4-5 strade sterrate con la mountain bike e soprattutto per le pendenze che si avvicinano anche al 20% in qualche punto per arrivare su sullo Zoncolan, soprattutto con le bike, che è una grande novità e secondo me è un qualcosa di in più, un valore aggiunto che per, diciamo, il ciclista medio fa la differenza. Ti ha guardato? Non lo so perché. Boh, Max, intanto grazie per averci introdotto quella che sarà la parte che ti riguarderà del nostro programma. Come ho chiesto prima a Emanuele, tu hai già la sensazione, cioè puoi già toccare con mano se c'è una richiesta effettiva di gente che ha voglia di provare la mountain bike? Sì, riscontro ce n'è parecchio, ce n'è sia per dei giri, soprattutto qui in Carnia, per conoscere meglio la Carnia, ma un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima, ci sono tante richieste anche per cose banali come un corso di mountain bike, perché tanta gente non sa andare bene in bicicletta e questo secondo me è un valore aggiunto a noi che possiamo dare come servizio ai turisti o alle persone appunto anche del posto. Infatti richieste ne ho già parecchie sul mio profilo, ovviamente, Emiliano anche, e sicuramente ci sarà da lavorare. Quindi la prospettiva è buona. La prospettiva è buonissima, sì. Bene, Max, grazie. Lo rivedremo nel corso delle nostre trasmissioni. Adesso passiamo a quello che è la perla finale. L'ospite del giorno. No, diciamo molti ospiti, ma adesso andremo a parlare di quella che è, come abbiamo già detto a inizio puntata, la Gran Fondo Roma, che è una manifestazione che ti lega alla tua terra, alla tua casa, ma che però già l'anno scorso, ma anche quest'anno sappiamo avrà un trade union anche con la Carnia, perché la Carnia sarà nuovamente ospite anche quest'anno alla Gran Fondo, e quindi andremo ad introdurre con i tuoi ospiti quella che sarà l'edizione 2017. Allora, caro Emiliano, torniamo un po' nel tuo territorio. Mi piace questo abbinamento Friuli-Roma, lo facciamo attraverso la Gran Fondo Roma, quindi a te il piacere di presentarci quello che è uno dei tuoi ospiti nella tua struttura, ma un amico anche. Facci conoscere una persona che merita. Beh, innanzitutto il trade union tra Gran Fondo Roma e il Friuli nasce proprio da quando... sta guardando, Ci guarda? No, da quando sono venuto qua, perché non è che ho lasciato Roma perché la odio. Ci mancherebbe. Ho lasciato Roma, anzi, ti dico la sincerità, l'ho lasciata Roma perché la amo troppo, proprio perché vedo che certe volte i romani non è che si impegnano molto a tenerla in una certa maniera. Quindi quando la guardo da qua c'ho sempre la mia grande nostalgia di Roma, perché Roma è nel mio cuore, sono nato a Roma, sono stato battezzato a San Pietro, mio padre nuotava a Ponte Milvio, quindi e quindi ho sempre cercato di mantenere questo diciamo collegamento bilaterale da una parte all'altra. Ci sono riuscito, lo scorso anno ho portato lo stand Carnia in Gran Fondo Roma, l'abbiamo portato noi con Natural Carnia, che è una rete d'azienda che poi conoscerete qua durante il corso delle trasmissioni, e all'interno c'era lo stand più bello, poi ve lo potrà confermare adesso questa persona che presenterò, c'era lo stand più bello della Gran Fondo di Roma all'interno delle terme di Caracalla. Per me è stato un onore grandissimo vedere gli scarpette, le gerle, la polenta che giravano e dare il formaggio a tutti quanti i romani che sono veramente accorsi in questo stand che hanno definito lo stand più bello di tutti. Quest'anno lo rifarò, cercherò di rifare, già c'è una grandissima azienda che sta avvenendo, non ve lo dico ancora, ma per la distribuzione di qualcosa di importante. Stiamo cercando di fare tutta l'enogastronomia, questa volta friulana e quindi carnica anche, all'interno di Gran Fondo Roma, quindi si occuperà proprio del food, è vero e proprio, quindi si mangerà friulano molto probabilmente a Gran Fondo Roma. Ci stiamo lavorando su, è un progetto che al 90% già è ben avviato. Adesso invece vi presento quello che per me non è solo un amico, è un grande amico, è una persona con la quale ho avuto subito un bellissimo rapporto appena l'ho incontrato, quasi paterno, e forse anche per questo che sono in Gran Fondo Roma, perché in parte è anche merito suo, oltre che a Gianluca Santilli, che è il presidente della manifestazione, quindi il capo della manifestazione, che è già venuto qua in Carnia 4 volte, quindi, e ci tornerà ancora anche a luglio, quindi questo a sancire questo amore che c'è tra il Friuli e la Carnia e Gran Fondo Roma, c'è qui Elbezio Pierandi,
che adesso insomma vi presenterà lui la manifestazione. Tieni il vertice. Eccoci qua. Allora, intanto grazie Benvenuto. per avermi invitato. Devo dire, io sono qui per ricaricare le pile, sono venuto dall'amico Emiliano perché ero venuto un paio d'anni fa per caso qui, ho conosciuto Emiliano, è nata subito un'amicizia e quindi visto che Gran Fondo Roma è un evento che, come giustamente aveva sottolineato Emiliano, è un evento che richiede praticamente un anno di lavorazione, e allora è già dal giorno dopo della fine della Gran Fondo dell'edizione 2016 che stiamo lavorando. A questo punto ecco, ho preso una pausa, una decina di giorni di pausa prima del rush finale che porterà poi alla preparazione dell'evento, ed ho scelto questo posto un po' per l'amicizia con Emiliano e un po' perché devo dire, io amo la Carnia, io l'amo già da prima che conoscessi Emiliano, quindi io ero venuto già in Carnia e me ne ero innamorato subito, è una regione bellissima. Parliamo di Gran Fondo Roma, ecco, parliamo di Gran Fondo Roma, però ripartirei ancora da quello che è stato lo stand del Friuli dell'anno scorso, perché effettivamente, come ha detto Emiliano, ha creato dapprima un po' nel villaggio di Gran Fondo Roma, è stato considerato il più bello, ma all'inizio aveva suscitato un po' di curiosità con tutte queste persone vestite in costume, un costume che non è solito vedere per le strade di Roma, con dei prodotti che sono dei prodotti che quando li assaggi poi te ne innamori, ma che all'inizio non conosci, quindi la gente girava per vedere questa novità. Poi assaggiando hanno capito, hanno apprezzato quello che è il valore della cucina friulana e questa cosa ha avuto successo. Allora, Gran Fondo Roma è un evento dove la Gran Fondo è un di cui di questo evento. La Gran Fondo, per quanto riguarda proprio la parte tecnica, prevede due percorsi, un percorso lungo da 120 km e un percorso fatto invece per le persone che si avvicinano alla bicicletta per la prima volta, in bici ai Castelli, è un giro più corto, una sessantina di chilometri, dove guarda caso, visto siamo in tema, sono ammesse anche le e-bike, quindi è fatto per i neofiti, per chi si avvicina alla bicicletta per la prima volta, per chi non è molto allenato e per chi vuole farlo, perché no, senza sudare troppo, senza essere magari super dotato per poter fare delle grandi fatiche. La Gran Fondo vera e propria, che è la parte quella di 120 km, è quella più corposa ed è quella che prevede la partecipazione della maggior parte delle persone. Da un paio d'anni noi abbiamo messo una novità su questa Gran Fondo, ed è quella di non fare la premiazione finale sui tempi totali della manifestazione, ma abbiamo creato, e qui forse c'è un link magari con pendenze pericolose, abbiamo creato 4 salite e su quelle 4 salite faremo delle cronoscalate, quindi la classifica sarà sulle 4 cronoscalate, il vincitore della Gran Fondo Roma sarà quello che realizzerà la somma dei tempi sulle 4 cronoscalate più bassa. Quindi questo perché? Perché vogliamo un po' smorzare l'agonismo che in questi ultimi anni forse sta avvelenando un po' troppo questo mondo, con tutti gli aspetti negativi che poi ci sono dietro e che magari non è questa la sede per parlarne, no? Allora, a fianco appunto alla Gran Fondo poi abbiamo detto, abbiamo parlato della In Bici ai Castelli, ma ce n'è un'altra, che anche questa è la terza edizione, l'Imperiale, che è una manifestazione riservata alle bici d'epoca, che ha avuto un grande successo e che ha come teatro, oltre che la città di Roma, Che basterebbe già basterebbe già da sola, perché l'abbiamo definita la città più bella del mondo, ma sicuramente è la città che ha fatto la storia, no? Quindi Gran Fondo, non dimentichiamo che partirà dal centro storico della città e arriverà nel centro storico della città, e poi avrà come resto del percorso il corollario naturale della città di Roma, che sono i castelli romani con tutte le sue bellezze, dal lago di Castel Gandolfo ai boschi dei castelli, che quindi sono dei colli albani che meritano veramente una visita. L'Imperiale, ripeto, avrà la più antica, e qui anche parliamo della Regina Viarum, parliamo della strada che ha fatto anch'essa la storia, che ha aiutato Roma a fare la storia e a portare la civiltà nel mondo.
Novità di quest'anno. Allora, una cosa che magari a molti è sfuggita è che Roma, che è solo alla 6ª edizione, quella di quest'anno sarà la 6ª edizione, quindi è una gran fondo relativamente giovane. In un territorio così complesso come è quello di Roma, con la zona dei Castelli Romani densamente popolata, densamente abitata, con un traffico caotico che tutti conoscono, è riuscita in pochi anni a portare alla chiusura completa del traffico per almeno 3 ore. L'edizione dell'anno scorso, che è stata sotto questo punto di vista direi veramente perfetta, o quasi, insomma si è avvicinata alla perfezione, ha avuto per 3 ore il traffico chiuso. Che a Roma è un evento. Che a Roma è un evento che sicuramente avrà scontentato qualche automobilista, ma che ha fatto la gioia per gli appassionati della bicicletta, ma anche del popolo, perché poi abbiamo visto che in questi anni, in questi pochi anni, sono 5 gli anni appunto in cui lavoriamo assiduamente per preparare questa Gran Fondo, abbiamo visto sia la popolazione ma soprattutto le amministrazioni cambiare completamente atteggiamento nei confronti della Gran Fondo di Roma. All'inizio eravamo visti come un disturbo, come un qualcosa che dava fastidio, come un qualcosa che andava rigettato perché poteva creare qualche malumore, mal di pancia alla popolazione. Negli anni abbiamo visto invece che questa cosa pian piano è prima cominciata a diventare accettata, adesso addirittura ci sono dei comuni che ci stanno chiedendo di passare nel loro territorio perché hanno capito cosa porta una manifestazione del genere, perché il ciclista è un turista lento, è un turista che intanto durante tutto l'anno va a provare il percorso, no? Perché una volta che il percorso è stato definito il ciclista lo vuol provare, vuol vedere le cronoscalate, quindi hanno capito che veramente il ciclismo, questo tipo di ciclismo porta comunque turismo e quindi ecco, siamo arrivati, abbiamo visto cambiare la mentalità in questi pochi anni. Le novità dell'edizione di quest'anno il percorso a grandi linee resterà lo stesso, la formula resterà la stessa, ci saranno appunto le 4 manifestazioni che è la Gran Fondo, il percorso ridotto in bici ai castelli, l'imperiale e una minifondo per i bambini che è importante perché rappresentano il futuro, quelli che domani cominceranno ad andare in bicicletta. E a fianco appunto a queste cose quest'anno ci sono delle novità. Una è quella del numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte e sono già in avanzato stato. E abbiamo deciso per sicurezza, perché le parole d'ordine della Gran Fondo Roma di quest'anno, che è stata poi sempre così, è sicurezza e divertimento. Per garantire sicurezza e divertimento non è possibile aprire a numeri stratosferici. Esatto, quindi dobbiamo fermarci a 6.500, quindi chi magari ha intenzione di iscriversi, a chi ha intenzione di iscriversi, consiglio di farlo per tempo, perché a 6.500 saremo costretti a chiudere, insomma, proprio per garantire la sicurezza dal primo all'ultimo. Un'altra novità sarà quella, abbiamo pensato di fare una formula pensata per le donne. Allora, innanzitutto alle donne che sempre più si stanno avvicinando a questo tipo di manifestazioni, abbiamo deciso di dare, a Gran Fondo Roma tutti gli iscritti hanno una maglia ricordo che è la maglia di Gran Fondo Roma, che dovranno indossare quel giorno. Per le donne abbiamo sempre dato una maglia che era quella disegnata per l'uomo. Ecco, da quest'anno avremo una maglia ad hoc disegnata per le donne e quindi avremo una maglia con il taglio femminile e con un disegno femminile, quindi questa sarà una cosa importante. Poi, sempre per le donne, si è pensato di fare quella che abbiamo deciso di chiamare la volata delle vestali. Che cos'è? No, il nome è, chiaramente a Roma non poteva che essere vestali, no? Quindi è chiaro. La volata delle vestali è un'iniziativa carina che serve anche ad aggregare le donne, che spesso sono più competitive degli uomini. O più agoniste. E quindi più agoniste probabilmente. Quindi si è deciso di premiare il gruppo di donne indipendentemente dalla squadra di appartenenza, quindi fare in modo che ci sia un'aggregazione anche da più squadre che arrivano al traguardo insieme in un determinato periodo di tempo che adesso stabiliremo praticamente. Quindi saranno premiate
il gruppo di donne più numeroso, la volata delle Vestali. Questa è la novità, è la novità 2017. 2017. Come dicevamo con Emiliano nel corso delle nostre trasmissioni, quindi abbiamo un po' di mesi davanti, avremo sempre dei riferimenti con la Gran Forno, con l'avanzamento dei lavori eccetera, perché come dicevamo tu ne farai parte. Dovevate per forza prenderlo lui? Emiliano? Sì. Dovevamo per forza Ce lo portate via, dai. C'era un'amicizia, no, non ve lo diamo in prestito, ecco, dai. bravo, ce lo dividiamo, ecco, perché secondo me questo gemellaggio che è nato così per caso tra Roma e la Carnia, perché se poi andiamo a vedere le peculiarità di Roma e quelle della Carnia, probabilmente c'è proprio un compendio, si incastrano. si legano molto bene, no? Perché dal traffico caotico di Roma alla pace, alla tranquillità della Carnia, e quindi ecco, il fatto che lui sia per metà carnico e per metà romano è forse la persona giusta per fare in modo che ci sia che dia fortuna a questo gemellaggio che è stato fatto. Quindi te lo prendiamo, ma te lo riportiamo subito, insomma, ecco. Ti faccio invece un'ultima domanda, proprio per chiudere il cerchio, per far capire a casa, soprattutto chi ha voglia di venire a scoprire la Carnia, gente di Roma, potrebbe raccontare, racconta la storia, quindi potrebbero starsene tranquillamente a Roma per i colli eccetera, però sono veramente tanti, a parte i tuoi amici, ma se ne vedono veramente tanti di ospiti di Roma, di varie parti dell'Italia e anche dell'Europa. Siete stati in giro con Emiliano in questi giorni, lo rifarete ancora. Qual è la cosa che vi è piaciuta di più della Carnia vista in bicicletta? Beh, te l'ho già detto di fatto, no? Perché la prima cosa che ti colpisce, specialmente per chi come noi viene da Roma, è l'assenza, la quasi totale assenza del traffico, lo stato di manutenzione delle strade, per non parlare della bellezza dei territori. Prima ho sentito dire non c'è nulla da invidiare al Trentino, condivido appieno. La Carnia ha una potenzialità incredibile e quello che ti colpisce è anche il fatto che non sia sfruttata turisticamente così come meriterebbe, no? Quindi ben vengano iniziative come quella che ha inventato l'amico Emiliano, perché la Carnia ha bisogno di questo e soprattutto la Carnia è in grado di dare questo, no? Quindi è questo che ci ha colpito, proprio questa vocazione forse non sfruttata e la bellezza incomparabile dei territori, insomma. Grazie, Prego. Ancora un piacere avervi con noi e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi. Allora, direi che come prima puntata, come descrizione di quella che è l'idea, mi sembra che ci siamo, no? La ciccia ce l'abbiamo messa. La ciccia ce l'abbiamo messa. Naturalmente nelle prossime puntate vedrete più nel dettaglio tutte le rubriche che vi abbiamo elencato, vedrete il signore con i suoi ospiti andare su e giù per le montagne. E tu sempre a casa, no? No, io sempre dietro, ti sì. Porto le borracce, Sì, e le birre a fine Bravo. percorso. Grazie naturalmente per l'ospitalità che ci hai dato, grazie ai tuoi ospiti perché è uno spasso stare veramente con loro. Quindi appuntamento naturalmente nelle prossime settimane per vedere più da vicino quella che sarà Carnia Cycling News, la nostra idea di ciclismo qui in Carnia, no? Io spero che questa idea ci porti in alto, tanto in alto, e che faccia vedere questa terra, questo territorio, queste salite, questi personaggi che pedalano insieme a noi e vengono da tutte le parti d'Italia. Oggi sono romani come me, la prossima settimana saranno anche di altre regioni, e quindi che riusciremo a farla vedere un po' a tutta quanta anche Europa. Questo è il mio sogno, ma ho dimostrato credo in 3 anni che i sogni diventano anche realtà. Bene, per la prima puntata è tutto, ogni riferimento social eccetera l'avrete coi titoli di coda, comunque già durante la trasmissione l'avrete potuto vedere, quindi appuntamento alla prossima trasmissione di Carnia Cycling News da Walter e Emiliano. Buonasera e grazie. E 1 milione di chilometri.